Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Bene, oggi dobbiamo parlare un po' di certe invasioni che sono venute all'orecchio del vostro Marietto. Certe invasioni invisibili che non si vedono, Voi sapete che certe volte, come vi ho raccontato, ci sono dei personaggi maghi, negromanti e quant'altro che vengono 40 anni prima a invadere silenziosamente, ma ho sentito delle voci di corridoio che mi hanno raccontato che ci sono delle signore che vengono o dall'est o dal Sud America che cercano avvocati magari un pochettino in là con l'età, insomma certamente non mendicanti, ma gente che ha un certo tipo di portafoglio in banca e anche sotto il cuscino. E cosa fanno? Magari iniziano con lavori semplici, no? Ma lo scopo non è tanto di fare la badante, ma di poi magari importare magari la cugina, la nipotina, la ragazzina dei 25-30 anni e poi usano magari qualche incantamento o incantesimo o magia o legamento. E quindi le nostre connazionali perdono un po' di terreno o anche magari sono sposate con queste persone, a un certo punto vedono che il proprio consorte, il proprio marito perde la testa e non c'entra il sassolino blu. No, cari amici, non c'entra il sassolino blu, ma c'entra invece dei legamenti e delle fatture, dei legamenti fatti da maghi di altre nazioni che praticamente prendono una percentuale sulla faccenda. Ho sentito di casi di gente che col turismo del sesso nel Sud America ha preso un avvocato, poi praticamente questo soggetto è tornato indietro con questa, si sono sposati, gli ha fatto intestare tutto alla signora, no? E che la signora poi viveva in un'altra città anche se erano sposati. Poi stranamente il soggetto si è ammalato, nel giro di 2 anni ha lasciato tutto, case e palazzi alla signora, insomma, no? Poi quando si va a studiare la situazione ci si rende conto che la cosa era un po' combinata. Abbiamo anche degli altri esempi in Italia. È successo qualcosa tempo fa a un nostro ministro che aveva offeso un'altra ministra, un'altra deputata, solo che la deputata aveva come si suol dire, il papà che era un maghetto e quindi non so se avete seguito il caso, essere vista brutta, ormai quel tipo lì è diventato uno schiavo, praticamente un robot di quei personaggi. Quindi cari amici, attenzione perché stanno arrivando in grande fiotti, diciamo, questi personaggi che magari neanche loro sanno il potere che hanno quando arrivano qui, perché questi maghi, questi operatori dell'occulto di basso livello operano con voodoo, Uddù e chi più ne ha più ne mette, e queste cose qui non si possono fermare alla dogana. Quindi se avete chiaramente del sentore che sta arrivando la governante, non con la minigonna, perché oggigiorno non hanno neanche più bisogno della minigonna perché usano la magia, dovete sempre stare un po' in campana, far sempre controllare da un esperto radiestesista o di magia o di occultismo se quella persona che gira vicino a vostro marito è una persona che non ha collegamenti con l'occulto, con maghi, perché potrebbe essere durissimo dopo qualche tempo scoprire che vi ha defenestrato non tanto il soggetto, la signora, ma il mago che magari sta all'estero, in qualche paese dell'estero. Certo, non tutti sono così, ma una gran fetta se può fare questo giochetto così, prende l'eredità e dopo qualche tempo il marito se ne va in cielo o da un'altra parte. Ho sentito casi molto profondi, molto tristi di cose di questo livello dove la signora è arrivata, si è sposata, ha preso, se n'è andato in modo elegante, senza colpo ferire, e tutti sono stati alla finestra, i parenti, a guardare come questa qui magari del Sud America arrivava tranquillamente e dopo 3 anni era diventata la padrona del paese, senza neanche praticamente avere consumato col marito. Bene cari amici,
Queste sono piccole pillole per avvisarvi che non tutti dormono, non tutti sono così ingenui, e se vengono qui magari col barcone, magari alcune hanno già le idee chiare e hanno dietro magari un bel mago nero che gli ha già promesso e gli ha già fatto vedere la preda. Quindi a voi non vi resta che tutelarvi di stare sempre in campana, cari amici. Bene, detto questo, il vostro Marietto ha finito la pillola, vi ha portato un pochettino in giro in moto per farvi vedere un po' il paesaggio. Spero che vi sia piaciuto il paesaggio. Vi chiedo di iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e di Hildegarda e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, e ci fa sempre piacere se mettete anche un bel like. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!